Per dare nuova consapevolezza e slancio all'animazione liturgica, prosegue il cammino diocesano di formazione. All'incontro organizzato a Santa Margherita Ligure hanno preso parte i laici impegnati nel canto liturgico, gli addetti al culto, i lettori e i ministri della comunione. Il Concilio Vaticano II ha rimesso un po' al centro la figura del laico nella figura dei ministeri, e tutti questi ministeri chiedono un coinvolgimento pieno della persona umana e fanno sì, o almeno contribuiscono a far sì, che la celebrazione sia una celebrazione, potremmo dire così piena, potremmo dire completa, potremmo dire ben partecipata, e dove veramente il risorto, come dice il Concilio, è presente. Chiunque lo desidera può impegnarsi in uno di questi servizi liturgici, in particolare nella lettura. Quest'anno è stato fatto un corso proprio qui a Santa Margherita con un buon numero di persone di questo ambito. L'anno scorso è stato fatto in Val Graveglia, quest'anno è stato fatto anche a Cicagna. Si chiede ai parroci, e qui i laici devono essere un po' portavoce presso i parroci, di poter chiedere all'ufficio liturgico che organizzi, e organizziamo volentieri questi corsi per lettore a livello vicariale, perché possono coinvolgere un maggior numero di persone. Il ministro straordinario della comunione invece non si chiede da solo, ma è chiesto dal parroco, che intuisce un bisogno, una necessità, e li chiede alla diocesi. Quest'anno ne abbiamo formati 12 provenienti da varie zone della nostra diocesi. I prossimi anni, a seconda della richiesta dei parroci, saremo pronti a fare altrettanto. All'incontro hanno partecipato diversi laici impegnati nei vari servizi, fra cui quello del coro e della Basilica di Santa Margherita. Siamo un po' altalenanti, però ecco, riusciamo a volte anche essere una quindicina, a volte anche 20, ed è formato da persone diverse, più giovani e meno giovani, che cercano di diffondere appunto il loro bagaglio di esperienza, sia canora musicale ma soprattutto liturgica e di preghiera, al servizio della comunità. In occasione della visita pastorale, le persone impegnate nei cori dell'ambito hanno provato assieme per animare gli appuntamenti liturgici comunitari, in particolare per l'inizio e la conclusione della visita. Ci auguriamo appunto che anche attraverso l'esperienza della visita pastorale e anche dell'unione dei cori nelle parrocchie di Santa Margherita e nell'ambito tra San Michele e Portofino, che questo ci dia un pochino di carica e di energia anche per coinvolgere i più piccoli, soprattutto gli adolescenti, che a Santa Margherita hanno anche grandi capacità musicali. Ci sono ragazzi che hanno la formazione bandistica e quindi potrebbero essere appunto un buon investimento.